Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova trasmissione. Oggi parliamo di un tema che interessa un po' tutti, perché in ogni comunità c'è una chiesa, in ogni comunità c'è magari un patronato, un cinemino, qualche piccolo bene di proprietà della chiesa che magari adesso quando ci si passa davanti si guarda anche con un po' di nostalgia, perché spesso sono anche chiusi o gestiti con grande difficoltà dalle parrocchie. Ecco, oggi parliamo proprio di questo perché a Vicenza, per iniziativa dell'ISRE, l'Istituto di Studi Superiori Religiosi, è nato un corso proprio per mostrare casi virtuosi e insegnare anche qualche regola per far ripartire anche le comunità magari insieme a queste strutture. Con noi c'è ospite Davide Lago che gestirà la parte del corso proprio relativa a questi temi a Vicenza per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, un'iniziativa della Facoltà Teologica del Triveneto che è già il suo secondo anno, quindi è un tema importante, è un tema vero, un tema che ognuno di noi poi riscontra nella sua comunità. Buongiorno a tutti, sì, effettivamente è un tema di grande interesse, lo stiamo notando anche sulla base dei riscontri che stiamo avendo, e perché tocca tutti i territori, anche i più piccoli, anche i paesi che in qualche modo magari sono meno al centro dell'attenzione, ma che hanno delle strutture comunitarie da gestire, e talvolta può essere un processo facile, talvolta può essere un processo complesso. Ecco, si ha però l'impressione che la società intera appunto sia coinvolta in questo processo, perché una volta molti erano i volontari, cioè la gestione di queste strutture era molto era lasciata un po' anche alle iniziative della comunità, e quindi un po' la comunità soffre insieme alla mancanza di questi servizi. Beh, va detto che oggi c'è un ventaglio di possibilità molto ampio. Spesso un tempo nei paesi c'era soltanto il campo parrocchiale o la struttura parrocchiale. Oggi ci sono molte altre possibilità, molti altri luoghi, molte altre strutture, e in più c'è un certo calo anche nelle persone che fanno parte delle comunità, che si riconoscono in una comunità parrocchiale e che quindi sono anche disponibili a dare ore di volontariato per gestire questi beni. Quindi c'è questo doppio binario sul quale siamo inseriti. E quindi come si inizia ad approcciare questo tema? Che cosa si chiedono appunto queste comunità e che cosa racconterete loro all'interno di questo percorso? Okay, intanto è un percorso di 8 incontri che durerà da febbraio a maggio, 2 incontri al mese, in cui il nostro obiettivo è quello di innanzitutto andare a vedere sul territorio che cosa succede di virtuoso, quali realtà sono già state magari messe in cantiere da alcune comunità che si sono poste magari più di altre o con qualche forza in più di altre queste domande e stanno cercando delle risposte, stanno attivando delle risorse. L'obiettivo quindi è un po' quello di accendere dei fari su alcune situazioni che funzionano, perché potrebbero essere di esempio anche per altre comunità. E dall'altro inserire anche alcuni elementi di tipo teorico, perché comunque si tratta di un seminario all'interno di un percorso universitario, accademico, in modo da favorire negli studenti che parteciperanno, ma anche negli uditori, perché poi il corso in realtà è aperto anche alla partecipazione di persone che sono interessate o che fanno parte di qualche gruppo di gestione economica nelle parrocchie, di dotarsi di alcuni strumenti di discernimento, li chiamiamo noi, comunque di indagine in qualche modo, per trovare delle risposte possibili. Quindi ci saranno anche degli elementi di amministrazione, diciamo così? Non direttamente, ecco, di amministrazione nel senso in cui potremmo immaginarlo, ma certamente elementi che possono far capire, soprattutto interrogando i casi che funzionano e che presenteremo nel corso, perché alcuni casi funzionano meglio di altri. Quindi c'è sicuramente, diciamo, un elemento più che amministrativo, forse gestionale, da tenere in considerazione, posto che poi questi beni per funzionare devono anche essere, come dire, economicamente Qualche suggerimento stabili. lo possiamo anticipare già qui o in linea generale, ovviamente? Diciamo che molto emergerà dal corso, nel senso che noi abbiamo intenzione stiamo impostando un seminario, lo chiamiamo seminario, ma di fatto è un corso accademico, abbiamo intenzione di attingere molto anche dall'esperienza che gli stessi corsisti porteranno, oltre che dai contributi dei nostri ospiti che verranno e si alterneranno durante le serate del corso. Certamente questi sono temi che per la loro natura chiedono un contributo collettivo, sono beni comuni.
che sia il piccolo patronato che magari è chiuso perché è in una parrocchia un po' decentrata, che sia la canonica senza più il parroco residente, che sia l'ex scuola dell'infanzia che è stata nel frattempo chiusa o accorpata con qualche altra scuola e quindi c'è questo edificio che magari fino a qualche anno fa era pieno di vita. Ecco, sono tutti beni che per essere anche solo, non dico riutilizzati, ma anche solo per pensarci un attimo, ecco, per pensare su che cosa si possa fare, necessitano di un gruppo di persone che si mette insieme attorno a un tavolo e decide con una logica del noi, più che con una logica individuale, perché sono beni collettivi che spesso, noi li chiamiamo comunitari, ma collettivi, che sono stati costruiti dai nostri nonni e dai nostri genitori, tassandosi, a volte facendo manualmente dei lavori come corvée nei fine settimana, e sono veramente beni che anche chi non partecipa più alla vita di una parrocchia sente ancora come elemento identitario del paese. E certo, le famose raccolte della domenica, quelle speciali, insomma, sono spesso state destinate proprio alla costruzione di queste strutture o alla loro gestione. E è difficile farsi un'idea di com'è la situazione nel territorio, però a sensazione, diciamo così, quanto grave è il problema? Beh, diciamo che il problema c'è nella misura in cui noi abbiamo moltissime strutture in tutte le comunità, anche le più piccole, che necessariamente non vengono tutte utilizzate a pieno come poteva essere 30 o 40 anni fa. Quindi da questo punto di vista non parlerei tanto di gravità, ma di problema molto presente sì. In certi casi può diventare grave quando per esempio una struttura necessita di una messa a norma, necessita di una ristrutturazione importante. Mi ricordo quando c'è stato il tema qui per esempio nelle scuole paritarie, che siano appunto quelle dell'infanzia o di altro tipo, dicevano la spesa più grande è stata la messa a norma che rischia di travolgere le finanze di questi enti, insomma. Sono spese molto importanti e quindi lì la questione può diventare critica per una comunità, magari piccola, con risorse limitate. Come far fronte a certe spese? Ci sono delle situazioni che possono essere in qualche modo prese in carico se si trova un'idea vincente, se si riesce a catalizzare attenzione anche da parte di chi magari non si sente più parte di una comunità in senso stretto come un tempo, e ci sono probabilmente anche delle situazioni nelle quali alcuni beni occorrerà lasciarli andare per la loro strada, nel senso che non saranno più gestibili per comunità piccole. In ogni caso noi non possiamo pensare di perpetuare la realtà di un tempo anche oggi. Oggi la condizione delle nostre parrocchie è molto cambiata. Possiamo però cercare di individuare alcuni beni, alcuni luoghi fisici che potrebbero diventare un tetto per alcune situazioni, per alcune idee, per alcune proposte progettuali che vadano incontro per esempio ad alcuni bisogni del territorio, per esempio alcuni luoghi magari multifunzionali in cui gli anziani possono trovare uno spazio, in cui le esigenze delle famiglie e dei genitori possono trovare uno spazio, dei luoghi se vogliamo anche gratuiti, in cui poter passare del tempo con i figli o con le persone anziane o con persone con alcune forme di disagio, ad esempio. Queste sono tutte situazioni di fragilità che potrebbero trovare un tetto in alcune di queste strutture. Diciamo che è l'impianto un po' della società che è cambiato in generale. Ero l'altra sera, tra l'altro, in una struttura a gestione cattolica che è l'OPSA, l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio, dove ci sono persone con disabilità e problemi di salute gravi legati appunto alla disabilità, e c'era anche l'assessore alla sanità della regione, un economista e il vicepresidente della Corte Costituzionale parlavano di un modello nuovo per la sanità e di quanto la stampella del terzo settore cosiddetto ha finora sostenuto, no, tutto l'impianto della società veneta sostanzialmente, e non solo veneta, probabilmente anche in altre aree dell'Italia è stato così. Sta un po' venendo a mancare questa stampella, che non era una stampella ma era proprio una gamba vera, insomma, di questo sistema. Allora, il terzo settore è un ambito molto ampio e comunque con delle risorse e delle capacità progettuali molto molto importanti. E in questo senso credo che le parrocchie potrebbero, in alcuni casi già lo fanno, trovare delle sinergie esattamente con il terzo settore o con gli enti locali, che in qualche modo sono le tre realtà
che più di tutte sono attente ai bisogni reali della popolazione, nel senso che la piccola cooperativa sociale, la parrocchia, i servizi sociali di un comune sanno di che cosa c'è bisogno in un certo territorio. Talvolta abbiamo quindi dei bisogni, occorre trovare delle risposte, ma la soluzione successiva potrebbe essere quella, appunto, come dicevamo prima, di provare a dare un tetto a queste risposte, perché a volte le idee ci sono, le forze anche, ma serve poi una struttura non troppo onerosa e che possa essere accessibile a tutti, e questo potrebbe essere la strada che alcuni di questi beni potrebbero magari intraprendere. Perché appunto c'è anche, dicevamo, come c'è anche nel tema e nel titolo, poi c'è il tema dell'identità di questi luoghi, che non deve essere ovviamente intaccata da, non so, una destinazione che potrebbe essere magari commerciale o comunque, ne so io, strutture ambulatori, qualsiasi cosa, che però non ricorda nemmeno quello che sono state, ecco. Allora, a una certa forma di cambiamento dovremo abituarci, nel senso che muta la società, mutano le esigenze delle persone e quindi inevitabilmente mutano anche le risposte che strutture come anche quelle parrocchiali possono dare. Certo c'è una forma di rispetto, io credo, e di attenzione a ciò che queste strutture sono state e alla volontà di chi le ha create, come dicevo prima, i nostri nonni, i nostri genitori, in qualche modo le nostre comunità. E occorre trovare il modo per far sì che lo scopo per cui questi beni sono stati creati, che in fondo, se possiamo sintetizzarli al massimo, sono dare risposta ai bisogni degli ultimi, creare occasioni di formazione e favorire la coesione sociale, il legame sociale. Queste tre caratteristiche possono essere anche oggi valorizzate anche all'interno di un percorso che magari vede anche qualche altro attore partecipare. Ecco, questo è un tema che interessa in realtà tutto il mondo, non solo l'Italia. So che lei ha un'esperienza importante in Canada, so che nel mondo anglosassone già appunto i temi sono stati affrontati prima di noi, proprio perché magari sono meno numerosi i cattolici e i beni hanno cominciato ad essere alienati, sono stati anche degli scandali perché chiese trasformate in moschee, situazioni che poi sembrano paradossali ma che stanno arrivando anche qui, voglio dire, non è tanto lontano questo scenario. E d'altra parte appunto bisogna fare i conti con una situazione che sta evolvendo. Ecco, questo osservatorio sul Canada, che cosa le ha insegnato, che cosa si può portare qui? Beh, il Canada... Intanto come va lì, cosa succede? In particolare io ho una frequentazione assidua con il Quebec, che è la provincia francofona del Canada, e che ha avuto un'esperienza cattolica molto importante che poi è andata scemando in modo molto rapido negli anni 60, all'epoca di quella che loro chiamano ancora oggi la rivoluzione tranquilla, in cui ci fu un cambiamento, una transizione molto rapida a livello culturale e sociale. Di fatto quello che si vede andando in questi contesti può essere una sorta di anticipazione per certi aspetti di processi che potrebbero giungere anche qui fra qualche anno, fra qualche decennio, in termini di secolarizzazione ulteriore, in termini addirittura di non sapere magari che utilizzo fare di chiese che cominciano a essere chiuse. Da noi ancora questo tema non è così forte, però quello che ho potuto osservare, al di là delle forme che talvolta magari per un italiano molto legato ad alcune forme, ad alcune strutture, no, lo scontro, lo shock se vogliamo, di incontrare una cultura diversa con una storia diversa può creare, è che comunque anche in quel contesto le esperienze che non sono state più in qualche modo presidiate dal contesto delle chiese parrocchiali, delle comunità parrocchiali, si è trasformato comunque in un contesto che noi potremmo in qualche modo paragonare al nostro terzo settore. Cioè le esigenze che in qualche modo venivano assecondate, a cui si cercava di dare risposta in ambito di una comunità parrocchiale, oggi vengono comunque presi in carico da strutture, se vogliamo, più laiche, ma che hanno una origine profonda in quel tipo di cultura comunitaria. Potremmo dire che la parola comunità rimane, anche se la forma e l'espressione è mutata nel tempo e sicuramente in quel contesto si è un po' secolarizzata. Ma da questo punto di vista la parola comunità rimane ancora forte ed è impressionante vedere come in Quebec, per esempio, il contesto comunitario è veramente importante e presidia tutta una serie di spazi e di risorse e di domande anche che il territorio esprime. Bene, quindi insomma c'è
Comunque un orizzonte che non è proprio così drammatico, insomma, speriamo che Bisogna lavorarci, bisogna lavorarci. Ho visto che voi avete già l'anno scorso fatto una prima parte di questo corso, tra l'altro mi sono dimenticata di dirlo e vorrei dirlo, l'altra docente del corso è Assunta Steccanella, che non so se si occupa, che lei è una teologa. Io sono pedagogista, lei è teologa. È Sì. teologa, quindi si occuperà magari degli aspetti, di altri aspetti Legati proprio alla... Mentre in qualche modo io, se vogliamo, sottolineerò un po' i processi anche educativi che si creano all'interno di un gruppo che si mette attorno a un tavolo e ragiona come un noi rispetto a un bene da gestire, Assunta Steccanella ci aiuterà soprattutto a cogliere la dimensione religiosa che sottende comunque al lavoro che una comunità fa quando si mette a operare un discernimento, che non è solo su un bene fisico, ma è sull'idea di comunità che vogliamo essere, sul tipo di risposta che quel bene deve dare a un territorio. Attenzione agli ultimi, a non lasciare nessuno indietro. Queste sono cose estremamente importanti che vanno presidiate e vanno tutelate. Allora, dicevo appunto che l'anno scorso c'è stata una prima parte di questo seminario che poi formerà anche persone che all'interno del percorso dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose poi andranno ad insegnare, diventeranno a loro volta formatori, no? E avete affrontato i 3 casi virtuosi un po' più consistenti, diciamo così, e ci vuole raccontare un po' che cosa è successo e che cosa ne è emerso. Sì, in quella prima esperienza, un anno fa esattamente, abbiamo preso in esame 3 casi un po' grandi, diciamo, mentre nel prossimo seminario ci concentreremo su casi minori, su beni più piccoli. In particolare il Patronato San Carlo all'Arcella, qui a Padova, e in secondo luogo il Centro per la Famiglia a Treviso e poi la Villa Angaran San Giuseppe a Bassano del Grappa. Sono 3 strutture appunto molto grandi, la prima è una parrocchia che si è rimessa in discussione e ha aperto alcuni spazi del proprio patronato in un quartiere molto popoloso, anche e soprattutto di studenti, come aule studio per l'università, mantenendo però il contatto con il resto del patronato, non uno spazio separato, l'ingresso è lo stesso, c'è il piccolo bar del patronato che vale per tutti, c'è la porta della Caritas e gli studenti vivono all'interno di un contesto veramente comunitario. Il secondo caso è il Centro per la Famiglia di Treviso, che ospita non soltanto tutta una serie di servizi volti appunto al sostegno alle politiche familiari, al sostegno alla genitorialità, ma anche una struttura che è ricettiva per fare in modo che l'accoglienza anche turistica diventi un modo per finanziare alcune attività appunto che altrimenti sarebbero più difficili da finanziare. Nel caso di Villa Angaran San Giuseppe a Bassano del Grappa siamo in presenza di una villa veneta che di fatto per molto tempo è stata una casa di ritiri spirituali dei padri gesuiti e che alcuni anni fa i padri hanno deciso di mettere a disposizione di un gruppo di giovani che potesse decidere che cosa farne nel momento in cui non sarebbe stata più necessaria per lo scopo precedente. E qui è emerso tutta una ricchezza di persone, di gruppi, è un collettivo di fatto che ha dato vita a delle strutture che offrono servizi socio-educativi, ha dato vita a una struttura di alloggio, appunto un piccolo B&B, in modo da offrire anche qui, in questo caso accoglienza turistica e in questo modo sostenere l'attività del resto della struttura, e poi una struttura ampia di accoglienza sociale, un piccolo bar, un piccolo bistrò, un grande giardino offerto alla città, in modo che questo spazio che era rivolto a tutti prima rimanga rivolto a tutti anche oggi. Ho visto anche quindi, rassegne, festival qui, quindi cioè, tutti i modi è uno spazio cercare creativo, di uno spazio artistico. riportare le persone, riportare la discussione dentro questi spazi. Ce n'è un gran bisogno effettivamente. In tutti e 3 questi spazi la logica è che anche se i servizi sono rivolti ad alcune fasce in particolare, di fatto c'è sempre la possibilità di entrare in questi grandi spazi in modo gratuito, che sia per passare una domenica, per accedere al parco, per andare a studiare nello studio. Sono luoghi accessibili, non sono luoghi necessariamente onerosi che chiedono in qualche modo un contributo, ma possono essere veramente un primo passaggio, un primo spiraglio per entrare in un contesto di comunità. Com'era? Come quando eravamo piccoli noi, insomma, io sono forse anche più grande di lei, ma la gratuità e la sicurezza di trovare un luogo dove
poter andare, stare tranquilli e riparati, insomma questo era quello che chiedevano le famiglie a queste strutture, oltre ovviamente a un clima che evidentemente condividevano dal punto di vista della spiritualità e del percorso religioso, insomma, che poi era anche molto tenue in alcuni casi, era proprio il luogo di incontro della comunità in cui emergevano anche le discussioni, no? Anche su questi temi, perché se ne parlava tanto, chissà se i ragazzi di oggi parlano ancora tanto del senso della vita, di quello che c'è poi, non lo so se sia ancora una cosa che interessa. Forse non si pongono le stesse domande, ma alcuni temi, alcune attenzioni, alcune domande di fondo rimangono presenti le stesse, in tutti. penso che siano nei secoli dei secoli, come si dice, rimanendo in tema. Cambia il modo, cambia la forma. Cambia il modo, ma domande che tutta l'umanità si pone, insomma, di fronte a quello che accade. E cosa volevo dire io? C'è un tempo per iscriversi a questo corso, quindi bisogna iscriversi entro la fine del mese. Entro il 31 di gennaio. Rivolgendosi all'Istituto di Scienze Religiose di Vicenza. E si può trovare su internet. Più o meno quante persone ci saranno? Le iscrizioni sono in corso, quindi è difficile adesso fare un pronostico. Noi siamo aperti ad accogliere anche numeri un po' più cospicui del solito, perché il corso potrà essere erogato anche in modalità online, quindi anche una persona che magari non è vicina a Vicenza ma vuole comunque, è interessata, vuole saperne di più, può informarsi comunque, perché può avere la possibilità. Finora come è stato accolto dalla comunità? C'è interesse? Ci pare di cogliere che è veramente un tema caldo, nel senso che probabilmente intercetta effettivamente domande che molti si stanno facendo. Ora in qualche modo lo stiamo creando noi questo seminario, ma non abbiamo inventato nulla, abbiamo semplicemente registrato un'attenzione, una domanda, appunto come diceva lei, devo dire, che molti si inserisce anche in un dibattito che c'è all'interno della Chiesa stessa, che si domanda come riaprirsi alla società. Per esempio lo stesso Papa Leone XIV è tornato sul tema della dottrina sociale della Chiesa, chiedendo l'ascolto, chiedendo di tornare all'ascolto, quasi dicendo una cosa che è contraria a tutto quello che abbiamo imparato fino ad oggi, questa dottrina, il catechismo. Ed è uno spunto che ha già dato Papa Francesco prima di Leone, quando ci ha obbligati in qualche modo a entrare in un percorso che lui ha chiamato sinodale, dove cioè ci si trova tutti insieme attorno a un tavolo e non c'è una sedia più alta di un'altra quando si tratta di decidere come costruire comunità insieme. Ed è esattamente in questo filone che noi vogliamo inserirci, perché l'idea di tutti, anche quella piccola, può contribuire a far trovare una strada che magari in prima battuta non si era vista. Quindi un momento di ascolto, di apertura e in un certo modo di condivisione, appunto, di chi magari per primo si è posto queste domande, magari ha trovato qualche soluzione già, insomma, potremmo riassumere così. Sì. Un po' l'indirizzo di questo corso, interessante, perché insomma parliamo comunque di un ambito, come abbiamo detto in apertura, lo diciamo anche in conclusione, che nemmeno si può più di tanto quantificare, perché appunto in ogni comune, in ogni realtà, piccolo o grande, esistono queste strutture ed ogni realtà è diversa dall'altra, quindi magari in un paese abitano solo persone anziane e diventa più difficile gestire la situazione, un altro è più vivo, più ricco, magari può affrontarla con strumenti diversi, quindi tenere gli occhi aperti con una particolare, diciamo, attenzione alle piccole comunità che magari fanno più fatica, questo è anche un po' il tema, no? Certo. Soprattutto noi non siamo interessati in questo caso a fare una mappatura di tutto ciò che esiste, è un lavoro enorme, altri enti lo stanno già facendo, noi siamo veramente interessati a un approccio di tipo qualitativo, proviamo ad andare a vedere in alcuni casi quali sono i processi che si stanno mettendo in atto, quali sono le cose che rendono pesante questo processo e gli aspetti che invece lo facilitano, e proviamo a portarli a galla e a metterli in contatto con le esperienze di altre realtà. Sono sicura che anche questa mattina avremo intercettato l'interesse di più di qualcuno che magari nella sua piccola comunità sta cercando di capire che strada prendere, oppure magari indirizzati anche da chi gestisce la parrocchia. E quindi in bocca al lupo per questo corso. Ricordo appunto le iscrizioni attraverso l'ISPRA di Vicenza fino al 31 di gennaio, e grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. In bocca al lupo, e noi ci vediamo come sempre domani. Grazie per essere stati con noi e buona giornata, arrivederci.